Se vuoi che ti restituisca l'auto mi devi dare 4.500 euro, se no le do fuoco. Un ricatto in piena regola messo in piedi da una donna di 33 anni e un uomo di 35 del Trevigiano che devono rispondere di estorsione e minaccia ai danni di un 72enne residente a Bronzolo in provincia di Bolzano. Da quanto ricostruito dai carabinieri, l'anziano avrebbe conosciuto la 33enne su un sito di incontri online. A lei avrebbe prestato il SUV, ma invece di restituirlo la donna gli ha chiesto denaro minacciandolo che, se non avesse pagato, l'auto sarebbe stata incendiata. A questo punto la vittima si è rivolta ai militari di Bronzolo che, in collaborazione con il nucleo operativo radiomobile di Egna e la compagnia di Bassano, hanno avviato le indagini decidendo di pianificare un incontro controllato per lo scambio di denaro per l'auto nel parcheggio del centro commerciale Grifone di Bassano. Qui, quando il 72enne ha consegnato la busta con i soldi ai due, i carabinieri che tenevano monitorata la situazione sono usciti allo scoperto, incastrando e denunciando la coppia e riconsegnando il SUV al legittimo proprietario.